Come? Questo è tutto lui. Perfetto. Cosa? Non ho capito, Ho messo perso. Un attimo, fammela rifare. In dialetto? Dove poi la faccia tanto, guarda un po'. Io sono un cantante italiano. Mizzica. Tenecca a Rico ti tengo, tenecca, vedi quant'è, c'è un chilo. Per me Ballarò è importante. Per me Ballarò è un mercato storico, dove in cui ci vivo, mangio e ci dormo. Ballarò è nello stesso momento rappresenta la tradizione popolare siciliana, ma anche il punto più avanzato dell'integrazione. Si vedono degli immigrati, si vedono i locali dove possono andare a ballare, i loro mercati. Per me Ballarò è vita, se noi siamo tutti qua, mio padre, mio nonno, i miei zii, tutti qua siamo nati, noi siamo Ballariotto originali. Ballarò è bello, è figa. È un mercato bello, un mercato storico, un mercato arabo. Capito? Un bel mercato, è tutta annomina di Ballarò. Capito? Un posto molto importante, molto caro a tutti noi palermitani. Quindi quando lui entra nel suo cortile, tra virgolette Ballarò, è a casa sua. La bagnata, la vucciria. Lo spirito della città, lo spirito del genio della città è presente e vivo a Ballarò. C'è un sentimento verso Ballarò perché ci fa vivere da una vita, appunto, ci fa andare avanti, quindi per noi è una cosa importantissima. I colori, gli odori, l'atmosfera, il pesce, la frutta, la verdura, una cosa incredibile, un quadro, io l'ho visto molto con un quadro, proprio, se dovessi rappresentarlo direi un quadro dell'Arcimboldo. Diciamo che un Palermo Tanecca se poteva. Mancando Ballarò finisce tutto. Ricetta per Ballarò: 2 gocce di Fellini, una spruzzatina di Gianni Amelio, 200 grammi di Mille e una notte e un colpo di Libassi. Questo è Ballarò. A poi, va! Thank you.